Cosa prepareremo oggi insieme? Degli annolini all'amarone, in realtà è uno stracotto all'amarone. Buongiorno e benvenuti nella cucina di Cantina Veneta. Questo stracotto è realizzato con della carne rossa molto buona, un ossobuco, qualche aroma che ci vuole sempre e ovviamente un bel vino rosso che servirà per una marinata molto profumata quasi tutta la notte. Io direi di cominciare. All'interno di un contenitore che può essere di vetro, come in questo caso, dei pezzi di carne, anche qui preziosi, dobbiamo farne una buona farcia. Sedano, carota, cipolla. La cipolla l'abbiamo già steccata con una foglia d'alloro e un po' di chiodo di garofano, 1 o 2 spicchi d'aglio, qualche bacca di ginepro e un pochino di pepe, in grani in questo caso, anche una stecca di cannella, perché no, e poi l'amarone. A questo punto si va sul fuoco, si copre con un coperchio e si lascia cucinare a lungo, magari in più riprese, 2 o 3 ore. Otterremo una carne così, cotta, molto morbida e con un fondo di cottura che ha cambiato completamente colore, che sarà importantissimo per il piatto che andremo a preparare più tardi. Direi che è venuto perfettamente, il vino è riuscito a trasformare in modo elegantissimo la carne e gli aromi che abbiamo utilizzato. A questo punto direi di lasciarlo raffreddare, dopodiché lo frulleremo assieme ad un pochino di parmigiano e a un po' di pane grattugiato. Carne frullata tutta, anche le verdure, non la foglia di alloro, il pane grattugiato e il formaggio grattugiato. E si mescola fino ad ottenere un impasto bello compatto. Benissimo, l'impasto è praticamente pronto. Potete aiutarvi con le mani per quanto riguarda l'ultima frazione di lavorazione. Lo facciamo riposare un po' e nel frattempo prepariamo la pasta per gli annolini. Eccoci pronti per preparare la pasta. In una ciotola la farina, in un'altra ciotola le uova e un pizzico di sale. La proporzione è più o meno 100 g di farina per un uovo. Mescolate con una forchetta l'inizio della lavorazione e poi un po' con le mani fino ad ottenere un impasto liscio. Ecco l'impasto, bello liscio. Ha bisogno di riposare anche questo un pochino, una mezz'oretta, anche un'ora, a seconda del tempo che avete a disposizione. Poi si tira con la nonna papera o con il mattarella. Sfoglia stesa e ora ripieno. Lo lavorate così con le mani, non c'è bisogno di sac à poche o altro perché, come abbiamo visto prima, l'abbiamo compattato bene la carne con il formaggio e con il parmigiano. Se ne fanno delle palline, le si mette o al centro della sfoglia o lateralmente, a seconda del stampo che volete utilizzare, un coppapasta, uno stampo d'annolino, se volete chiuderlo a tortellino, come preferite. L'importante è fare questa piccola operazione. Una volta piegato, togliere sempre, mi raccomando, l'aria. Vassoio, anche un vassoio di carta semplice, spolverato, mi raccomando, di semola rimacinata e poi li appoggiate una volta fatti. Potete anche congelarli così come sono, in modo da conservarli per qualche mese in più. E come li serviamo questi fantastici annolini preparati con lo stracotto di amarone? Li prepariamo con un pochino di brodo o se volete li possiamo anche lessare nell'acqua e poi servirli con un po' di burro e un pochino di parmigiano e magari qualche fogliolina di salvia. Abbiamo preferito lavorarli in brodo in modo tale da rendere il piatto davvero corroborante. Il piatto è profumatissimo, profumatissimo come il vino che abbiamo utilizzato per preparare lo stracotto. E buon appetito!